Vi è fiume nelle ore di punta, in particolare intorno alle 11 di mattina e alle 18 diventa davvero impercorribile. Un piccolo tratto di strada che sfocia poi obbligatoriamente su Viale Guggiari si trasforma in un serpentone di auto dove per passare a semaforo verde bisogna aspettare a volte anche 10 minuti. Il problema è il marciapiede che è stato costruito recentemente perché i pedoni possano transitare in sicurezza. Però il punto è che anche delle auto sul lato sinistro della strada spesso parcheggiano dove non possono, restringendo ulteriormente la carreggiata. E questo far sì che molte volte i residenti si trovino sotto casa un frastuono di clacson che suonano, tubi di scarico con le auto accese in attesa di passare con uno scatto con il verde e una situazione comunque che sta diventando abbastanza pesante. La soluzione, forse l'alternativa potrebbe essere quella di prolungare il tempo del semaforo verde naturalmente in fondo alla strada e controllare che in effetti le auto sul lato sinistro dove non possono parcheggiare vengano perlomeno costrette a, con delle multe o altre sanzioni a non farlo.